Elezioni politiche, l'evento in termine ultimo per la presentazione delle liste per Camera e Senato, tra big calati dall'alto ed esclusi, la campagna elettorale prende il via da domani tra i malumori. Trattative, scontri, veleni e cambi in corsa, stasera alle 21:15 torna a ring la battaglia dei candidati e le promesse di una campagna elettorale che si annuncia di fuoco. Traffico intinto lungo la Postuni oggi per il ribaltamento di un camion a Vedelago, code disagi per la chiusura del tratto. Esce di strada con il tir e finisce contro un platano, terribile incidente per un autotrasportatore di Casale sul Sile, gravissimo in ospedale, lo schianto nel Vicentino. 8 mesi di attesa per un intervento alla vena di una gamba al Cafoncello, la rabbia di Pietro, pensionato di Canizzano, ai nostri microfoni. Non sono un eroe il 29enne dipendente comunale di Treviso che ha salvato un ragazzino che si stava soffocando con un pezzo di brioche, oggi è stato premiato dal sindaco Manildo. Tirassegno di Vittorio Veneto, bottino pieno quest'anno con ben 2 titoli italiani e un campione di appena 11 anni. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con la politica, con il rush finale, davvero manca poco più di mezz'ora e poi si chiuderà il termine ultimo per la presentazione delle liste per Camera e Senato per le elezioni del 4 marzo, quindi i candidati anche in Veneto, ormai i giochi di fatto sono conclusi. Allora iniziamo parlando del centro-sinistra, o meglio del Partito Democratico, dove non mancano, come già da almeno 2 o 3 giorni, i malumori per alcuni nomi calati dall'alto e per altri nomi illustri esclusi. Da domani al via la campagna elettorale. In alcuni parti del territorio veneto c'è un'obiettiva sofferenza perché magari si aspettavano una candidatura rispetto ad un'altra, ma adesso l'importante è che ci sentiamo tutti dalla stessa parte, che facciamo il massimo impegno in questo mese per ottenere un risultato che sia come dire, il massimo possibile per la nostra formazione politica. Si tratta di una fase fisiologica che accompagna ogni chiusura delle liste, sono normali i malumori. Così Alessandro Bisato, numero 1 del PD Veneto, archivia le polemiche che hanno accompagnato la presentazione delle candidature. Adesso, aggiunge Bisato, bisogna lavorare tutti per il partito. Gli scontenti lamentano che molti nomi siano stati calati dall'alto tra i fedelissimi di Renzi. Polemiche che anche secondo Giovanni Manildo, sindaco di Treviso, vanno definitivamente messe da parte. Le recriminazioni non hanno senso, lavoriamo con impegno per cercare che questa campagna elettorale sia una campagna elettorale dove si vuole raccontare l'Italia che vogliamo. Entrando nel dettaglio delle candidature, molti degli amministratori attuali o passati presenti nelle liste, come nel caso di Silvano Piazza, ex sindaco di Silea, o del vice sindaco di Cappella Maggiore Maria Rosa Barazza, entrambi alla Camera. Tra i volti nuovi quello di Matteo Favero e Anna Spinnato alla Camera ed Isabella Giamelloni al Senato. Per la corsa al Senato il PD presenta Belluno alla trevigiana Laura Puppato. Non passano certo inosservate le esclusioni di Simonetta Rubinato e Floriana Casellato. A sorpresa in Veneto 2 nomi big a livello nazionale e proporzionale, il ministro Marco Minniti e l'avvocato Lucia Annibali. Ci sono 2 personalità nazionali, l'importante è che non siano stati candidati per portare via un seggio ai veneti, cosa che sicuramente non sarà. Sempre per quanto riguarda il centro-sinistra, in casa liberi uguali tra i candidati, un volto noto della politica di Treviso, il consigliere comunale Said Caibi. Non me lo sarei mai aspettato in queste settimane, tante persone che fanno parte della mia forza politica, tante persone fuori dalla mia forza politica mi hanno chiesto di metterci la faccia nell'uninominale, riconoscendo questi 5 anni di amministrazione. Questo dunque è la situazione nel centro-sinistra. Nel prossimo servizio vediamo invece il clima nel centro-destra, dove anche qui non sono mancati i malumori. Rappresentanti del territorio, segretari provinciali o cittadini, esponenti delle amministrazioni comunali. La Lega nei collegi uninominali presenta volti più o meno noti, espressione delle realtà locali, quella che qualcuno polemicamente definisce la terza fila del partito. Penso che queste liste siano state fatte dopo aver consultato i segretari provinciali, aver dato dei giudizi e delle indicazioni, e naturalmente la parola finale e gli ultimi ritocchi li ha fatti un certo Matteo Salvini. Nel dettaglio alla Camera nomi come quello del segretario provinciale di Treviso Dimitri Coin, del sindaco di Meduna Marica Fantuz e al Senato del segretario di Treviso Massimo Candura. Non mancano poi volti nuovi come Ingrid Bisa alla Camera. Persone anche giovani, di persone che possono
veramente fare qualcosa e rappresentare il Veneto in quel di Roma. Ci sono rappresentanti del territorio, delle segreterie, tanti sindaci, femmine, quindi questa legge del 40% noi l'abbiamo abbondantemente superata. Soddisfazione all'interno di Forza Italia per essere riusciti a portare a casa a Treviso un collegio uninominale. Avere Raffaele Baratto all'uninominale a Treviso è sicuramente un risultato che premia il lavoro fatto in questi anni in provincia. E ora ci si concentra sul proporzionale. Proporzionale invece vedremo i nomi di alcuni big regionali del partito, per cui nessuna interferenza dall'esterno, da fuori regione. Poi c'è il Movimento 5 Stelle che ha candidato anche nomi della società civile e delle associazioni, a sorpresa è spuntato anche il nome legato ai risparmiatori traditi dalle banche venete. C'è anche il nome di Andrea Armand tra i candidati 5 Stelle per le prossime elezioni del 4 marzo. L'avvocato di Valdobbiadene, uno dei volti dell'associazione Don Torta, è stato scelto proprio per dare rappresentanza al popolo dei risparmiatori di Veneto Banca e Popolare Vicenza, ma in genere per tutti i risparmiatori truffati dalle banche. Noi vogliamo aiutare le persone che sono state truffate dalle banche, vogliamo risarcirli attraverso il fondo interbancario delle banche o attraverso la quota che Banca d'Italia dà ogni anno alle banche stesse. E Armand è una persona che ha la capacità, la coerenza, la trasparenza per fare veramente bene in Parlamento e aiutare i cittadini trevigiani e veneti a poter essere finalmente risarciti. Con Armand, candidato nel collegio di Montebelluna alla Camera, ci saranno anche altri volti noti del territorio, come Franco Storer, presidente di Casa Artigiani Veneto, che correrà per il Senato nel collegio di Treviso. Nel collegio di Castelfranco invece il candidato è Giuliano Giuliani, mentre a Conegliano la quota rosa uninominale è per Daniela Bolzan, che però è presente anche nel proporzionale collegio Veneto 1. Sempre per parlare di quota rosa, a Treviso la capolista è Giovanna Berno all'uninominale, nella lista che vede invece nel proporzionale anche il deputato uscente D'Inca. Siamo preparati, vi sono molte persone che sono uscenti e che torneranno in Parlamento e vicino a noi vi sono giovani molto capaci, vi sono persone della società civile che hanno esperienza di lavoro importante e hanno competenze e capacità. Risolleveremo il Paese insieme. Apriamo la pagina della cronaca adesso con un grave incidente sul lavoro che si è verificato poco dopo le 17 a Cessalto all'interno del capannone di un mobilificio in via Olmi, dove un operaio, ancora non si conosce l'identità e le generalità di quest'uomo, è scivolato per cause ancora in fase di accertamento. È caduto dal tetto di un capannone all'altezza di circa 6-7 metri ed è caduto a terra, condizioni molto gravi che lo hanno portato a essere trasferito d'urgenza all'ospedale Cafoncello, dove versa tuttora in gravi condizioni, e quindi potremo darvi qualche aggiornamento probabilmente nel corso del telegiornale per questo ennesimo purtroppo grave incidente sul lavoro. E poi il pomeriggio da incubo per molti automobilisti lungo la Postumia per l'incidente avvenuto a Fossalunga di Velengdelago, lungo la strada regionale. Un camion che trasportava carta da macero che è uscita di strada finendo su un fianco. L'autista è rimasto ferito fortunatamente in modo lieve, è stato trasportato in ospedale a Castelfranco da un'ambulanza del SUE 118. Sul posto per recuperare il mezzo pesante che trasportava carta da macero sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Il traffico lungo l'arteria è andato congestionandosi con lunghe code in entrambi i sensi di marcia. E un altro incidente molto grave è avvenuto invece in provincia di Vicenza questa mattina, coinvolto un altro autotrasportatore, un giovane di Casale sul Sile, che è vivo per miracolo ma in gravi condizioni. La corteccia del tronco quasi divorata dalle lamiere del mezzo pesante. È lo scenario di fronte al quale si sono trovati stamane vigili del fuoco e polizia locale. Ore 9:30 via Canova Superiore, Montecchio Maggiore, lungo la strada provinciale 246. A poca distanza un 37enne camionista di Casale sul Sile, gravemente ferito, aiutato a uscire dalla cabina del mezzo da alcuni automobilisti che avevano assistito atterriti allo schianto. Forse una distrazione o la stanchezza, di fatto l'autotrasportatore ha perso il controllo del camion con rimorchio senza nemmeno tentare di frenare. Di qui l'impatto tremendo contro l'albero. I vigili del fuoco accorsi da Arzignano hanno messo in sicurezza il mezzo che viaggiava in direzione Vicenza, mentre il 37enne è stato stabilizzato dal personale del SUE 118 per essere trasferito d'urgenza in ospedale, in gravi condizioni.
La circolazione lungo la provinciale è stata deviata dalla polizia locale a Trissino e Montecchio per le operazioni di recupero del mezzo. Adesso l'operazione della squadra mobile di Treviso che ha sgominato una banda di pusher grossisti di droga a Roncade. Anche in questo caso i cittadini ci hanno dato una mano segnalando quella che era una situazione sospetta e gli investigatori della squadra mobile hanno così potuto trarre in arresto 3 giovani. Un 27enne italiano pregiudicato per furto e poi 2 ventenni kosovari. Una droga connection su piccola scala ma che si stava ingrandendo e che la polizia ha sgominato grazie alle segnalazioni di cittadini sentinelle. Troppi viavai sospetti in quel condominio di Biancade di Roncade, diventata base operativa della banda. Alcuni residenti della zona hanno così allertato la squadra mobile per bloccare i 3. Grossisti della marijuana che importavano dai Balcani per smerciare nella Marca a tossicodipendenti o altri pusher. I 3 giovani sono stati fermati ieri sera mentre rientravano in auto da un viaggio nei Balcani, come accertato da alcune ricevute autostradali, in cui si erano riforniti di droga per un valore di circa 8.000 euro, destinata a essere spacciata nel Roncadese ma non solo. A bordo del mezzo gli agenti hanno trovato circa 2 kg di marijuana, abbastanza per arrestarli, dosi che sarebbero finite nelle tasche di giovani e giovanissimi o di piccoli spacciatori. Ancora una volta fondamentale dunque il supporto dei cittadini, ma con un appello della polizia, avvertire sì, ma senza fare gli eroi. I cittadini devono segnalare e ci penseranno le forze di polizia e in particolare la Polizia di Stato ad approfondire e a verificare le segnalazioni. Ed ora il cordoglio per la tragica fine del 31enne Alberto Schiavon, malato di cuore fin da giovane, ha perso la sua battaglia e poco prima, il giorno prima di spirare in ospedale aveva lasciato un messaggio su Facebook, era quasi un presentimento del triste destino. A cosa penso? Penso che mi sento come una grande fabbrica nel momento in cui stacchi l'interruttore generale prima di chiudere per ferie. Si fermano i generatori, si spengono le luci, tutto rallenta fino a fermarsi. Un messaggio lasciato su Facebook da Alberto Schiavon, 31 anni, poco prima di ricoverarsi in ospedale. Fin da bambino aveva avuto grossi problemi di cuore. Nel 2009 era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sabato il 31enne aveva cominciato a sentire forti dolori al torace e verso le 8 di sera era andato in pronto soccorso, subito trasferito poi in unità coronarica. Alberto non ce l'ha fatta, quel cuore che tanto lo aveva fatto soffrire si è fermato. È stata la mamma che ha voluto inviare quell'ultimo messaggio di Alberto, che aveva scritto ma che non aveva mai inviato. Un ragazzo molto conosciuto in città, dove aveva frequentato le superiori e gli ambienti cestistici, prima come giocatore, poi come allenatore in Benetton. La sua scomparsa ha gettato nel più profondo sconforto gli amici ed i genitori. Ora parliamo di Lo Dico d'Antenna, il servizio per voi telespettatori che volete segnalare problemi e che vi attanagliano, problemi appunto che hanno a che fare con voi, problemi ad esempio come con la sanità. A chiamare Antena 3 questa volta è un cittadino di Canizzano, un pensionato che sta attendendo da oltre 8 mesi un intervento alla gamba. Senta signor Pietro, lei ci è venuto a trovare perché ha una storia da raccontare. Certo. Volevo dire questo, che insomma devo fare un piccolo intervento di poco tempo e sono 8 mesi che aspetto e sono già 50 giorni che ho fatto dei hospital e anche firmato le carte appunto per l'intervento e tutto, e non mi chiamano mai. Aspetta da 8 mesi un intervento della durata totale di non più di 30 minuti. La chiamata ad Antena 3 è arrivata da Canizzano. Il nostro telespettatore le ha provate tutte, ma non c'è nulla da fare, o meglio non c'è al momento una data certa, e al signor Pietro non rimane che attendere con il telefono a portata di mano la chiamata. Sono stato là io diverse volte, ma non mi dicono mai niente, dicono no, bisogna attendere. Questo è il problema. 8 mesi? 8 mesi quasi. Sì. Allora che appello lancia al dottor Benazzi? Niente, se mi può chiamare, perché insomma faccio fatica a camminare, capisci? Gli ho anche detto, guarda che non cammino più perché non cammino, devi aspettare i nostri tempi e insomma queste robe qua. Sì, però 8 mesi sono tanti. Lo dico all'antenna allora per segnalare i disservizi e problematiche come sempre. Redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp.
In centro a Treviso oggi per l'inizio dei lavori del secondo stralcio del cantiere di Piazza Duomo le macchine possono passare, quindi dovrebbero esserci meno problemi rispetto alla prima fase del cantiere, però c'è una certa inquietudine tra i commercianti resta. Transenne e cartelli delimitano la zona del nuovo cantiere. È iniziato questa mattina il secondo stralcio dei lavori di Piazza Duomo. Questa volta però le auto potranno transitare così come i ciclisti. Gli interventi interessano il tratto di strada che va dall'incrocio con via Manin fino alla fine del parcheggio. Lavori che da quando sono iniziati hanno preoccupato alcuni esercenti. Abbiamo avuto un calo degli incassi anche del 30%, tra l'altro anche nel periodo delle feste natalizie. Capiamo la necessità, ma ci auguriamo che il cantiere non ci penalizzi ancora, ci hanno detto. Sui 25-30%. Di calo? Di calo, sì. Un 25-30%, questo anche prima delle festività, che era chiusa solo la parte sopra, quindi ancora preoccupati, sì. Abbiamo visto che stamattina qualcosa di meglio, cioè qualche macchina è passata, però ovviamente quando ci sono queste cose la gente non viene a Treviso. In questi giorni gli agenti della polizia locale saranno presenti nei primi giorni di cantiere per facilitare le operazioni e informare la cittadinanza. Gli autobus di linea vengono invece deviati per via San Liberale e da lì in Borgo Cavour. Obiettivo dell'amministrazione è riconsegnare la piazza nuova per marzo. Lutto a Mogliano Veneto, nel mondo salesiano, per la scomparsa ieri mattina di Don Severino De Pieri, 84enne, originario di San Dono di Piave, ma da sempre legato alla città di Mogliano, dove aveva fondato il centro Cospes Onlus per l'orientamento scolastico, colonna portante del liceo Astori. De Pieri è stato tra i fondatori anche dello IUSVE, l'università salesiana con sede nel Mestrino, sacerdota, psicoterapeuta e psicologo, oltre che stimato docente e autore di diversi libri. Don De Pieri è ispirato all'ospedale Cafoncello di Treviso a causa di alcuni problemi di salute apparentemente non gravi che lo avevano costretto però a un breve ricovero che si è rivelato purtroppo però fatale. Adesso la pubblicità, poi ancora molti servizi dalla provincia di Treviso. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, e allora oggi a Treviso l'appuntamento clou tra i tanti eventi di questi giorni per la giornata della memoria. E l'appuntamento clou è stato all'auditorium della provincia con le scuole, anche ricordando un leggendario allenatore di calcio straniero che ha lavorato per tanti anni in Italia e che è finito nell'oblio a causa del nazismo. Arpad Weitz, dal campo di calcio ad Auschwitz. È lo spettacolo teatrale a cui hanno assistito per la giornata della memoria gli studenti delle scuole superiori di Treviso all'auditorium della provincia. È la storia di uno dei più grandi allenatori di calcio del campionato italiano, vincitore dello scudetto del 1930 con l'Ambrosiana, oggi Inter. Unica colpa di Arpad e della sua famiglia l'essere ebrei. Tutti verranno sterminati nelle camere a gas. Della tragedia che sta per arrivare in Europa, Arpad ne parla in casa con sua moglie probabilmente, ne parla in casa con Elena. E ha ormai il chiaro presentimento che possa accadere qualcosa di grave a lui, a Elena, a Roberto e a Clara. Prima dello spettacolo teatrale, i parenti degli internati nei lager nazisti hanno ritirato per conto dei propri cari le medaglie d'onore. Di questi cittadini italiani, militari e civili, nessuno è ancora vivo, ma quello che hanno passato non deve essere dimenticato. Come la storia di Ortolan Enrico, deportato nel campo di sterminio di Buchenwald durante la guerra. Il campo di Buchenwald è stato definito fabbrica di morte. All'esterno del crematorio sono state trovate cataste di cadaveri. Quando ne era in grado raccontava con voce tremante della sua cattura sul fronte greco-albanese dopo l'8 settembre del 1943, del passaggio nella risiera di San Sabba a Trieste e dell'internamento nel lager nazista. Subì finte fucilazioni, infinite angherie e privazioni. Ai lavori forzati fu costretto a pulire i forni crematori, dove ne usciva con carriole piene di cenere. Per lui hanno ritirato la medaglia il figlio Ennio e le due piccole pronipoti. Ero troppo giovane per capire, quando ho fatto il militare ho cominciato a chiedere e lui scappava, mi diceva non ce la faccio, sono cose
che neanche Dio può accettare. Allora la storia a lieto fine del ragazzino di 13 anni che qualche giorno fa in stazione si stava soffocando con un pezzo di brioche, è stato salvato da un giovane trevigiano che oggi è stato premiato in comune dal sindaco Manildo. La comunità trevigiana ha il piacere e l'onore di consegnare a Denis Mazzon il presente riconoscimento come segno di gratitudine e di ringraziamento per essere tempestivamente intervenuto in aiuto di un ragazzo che stava soffocando, salvandogli la vita. Così Denis, molto emozionato, ha ricevuto dalle mani del sindaco Manildo il riconoscimento per aver salvato la vita ad un ragazzino di 13 anni, ma lui si affretta a dirci: non sono un eroe, sono un semplice cittadino che ha aiutato una persona in difficoltà. Tutto è accaduto in un attimo, quando la strada di Denis ha incrociato quella del tredicenne, un incontro che ha salvato la vita al ragazzino. Mi trovavo in stazione dei treni per andare per venire al lavoro, mentre ho sentito un ragazzo che gli mancava il respiro e che gli cadeva una brioche a terra e gli ho praticato delle manovre per ostruirgli il boccone che aveva in gola. Il boccone è sceso ed il tredicenne fortunatamente è tornato a respirare, poi il pianto liberatorio della nonna che ha chiesto a Denis come poteva trovarlo. Lui aveva solo detto che lavorava in comune. Sono stati i genitori del tredicenne che hanno scritto una lettera al sindaco per chiedere che venisse trovato il giovane. Denis oggi ha ricevuto il premio. Lo hai più risentito? Sì, ho sentito i genitori, mi ha chiamato il papà, ho sentito anche Fabio, il bambino, e sono in America in questo momento. La famiglia, che probabilmente risiede proprio in America, è tornata in quel paese, ma certo non dimenticherà questo piccolo, immenso gesto di Denis. Allora spostiamoci a Breda di Piave, dove rischia di sparire la tradizione di un dolce che ha oltre 4 secoli di vita. Vediamo perché. Si sono messi tutti a Breda, alpini compresi, per salvare la tradizione del baldon che risale addirittura ai tempi della Serenissima, come recita un antico proverbio. Buono come quello di Breda non ce n'era da nessuna parte. Tanto è vero che un vecchio detto della nonna, riportata dalla nonna, diceva che per un buon baldonato che vuole un ducato, quindi andiamo a circa 400 anni fa circa. Quindi un dolce tipico della cultura contadina trevigiana e in particolare di questa fetta di Marca che tocca il Piave, ma che ora rischia di sparire. Un po' per via del fatto che tra gli ingredienti c'è anche il sangue del maiale, molto per le notevoli difficoltà finanziarie in cui si dibatte da anni la Proloco. Abbiamo avuto la difficoltà con le strutture e purtroppo ci serve una mano, diciamo, dal comune, dall'amministrazione e anche dal paese a darci una mano a ritornare come prima. Singolare infatti che la Proloco del capoluogo non ha più le strutture, mentre quelle delle frazioni siano ben organizzate, ma il baldone di Breda, il presidente proprio non ci sente a trasferirlo a Pero o a Salé. È questo che noi non vogliamo, deve rimanere qua a Breda. Breda, parlo come Breda, non come frazione, ma Breda. Però le strutture non sono a norma e pur di mantenere viva la tradizione la Proloco è costretta a questi gazebo che danno il senso della precarietà di tutta la vicenda. Ci vuole la gente che ci creda, che abbia voglia di darci una mano, di ritornare a fare l'allegria di una volta, però ci serve una struttura, ecco. In molti chiedono che ci sia l'intervento del sindaco per ripristinare una situazione che vede da un lato un'area inutilizzabile e dall'altro delle iniziative portate avanti in una condizione di precariato costante tra mille difficoltà. In tutto questo a Breda l'unica cosa certa è la convinzione dei cittadini. Se brucia un paese piuttosto che perdere una tradizione. Sono cecchini, ma fortunatamente per sport e tra i campioni di Vittorio Veneto c'è anche un ragazzino di 11 anni che è un fenomeno. Il tiro a segno a Vittorio Veneto si è portato a casa ben 2 tricolori quest'anno. Simone Perozzo ha vinto il titolo italiano in carabina a 10 metri, mentre Fausto Michele si è aggiudicato il primo posto nazionale con la carabina grosso calibro nel gruppo di merito Grandmaster. Ed è proprio il campione che spiega come questo sport formi il carattere. Questo sport è molto, come dire, formativo, nel senso che ti permette di controllare le tue emozioni, il tuo stato d'animo e ti permette di avere una visione più tranquilla di quello che devi fare.
Ma tra gli atleti c'è Andrea, 11 anni, che a Napoli si è aggiudicato il secondo posto, vice campione italiano. Andrea, di soli 11 anni, è vice campione italiano giovanissimi per l'anno 2017-2018. È veramente una promessa dello sport vittoriese. Allenamento e tanta concentrazione alla base di questo sport. Grande concentrazione, grande equilibrio, tutte abilità che si raggiungono con un buon allenamento costante. Sono abilità che portano al rispetto degli altri, al rispetto dell'uso della carabina e della pistola, in tutta sicurezza. Questo sport è all'ultimo gradino per quanto riguarda gli incidenti con attrezzi sportivi. Un centro dove si esercitano anche le forze dell'ordine. In questo stand si addestrano tutte le forze di polizia, le guardie giurate e tutti quelli che hanno necessità di andare armate in funzione del loro servizio. Adesso parliamo della serata di Antenna 3, perché chi vuole approfondire davvero la politica e queste giornate cruciali della politica trova pane per i suoi denti questa sera ad Antenna 3 a partire da 20:10, dove ospiti di Ferdinando Marino saranno Massimo Candura, segretario cittadino di Treviso della Lega Nord, ma anche e soprattutto in questi giorni candidato al Senato per la Lega Nord, e poi Maria Rosa Barazza, centrosinistra PD, candidata alla Camera. Poi c'è Ring alle 21:15 e quindi parleremo di queste liste caratterizzate da veleni, da notti dei lunghi coltelli, come sono state chiamate, ma anche delle promesse elettorali che restano ancora dei sogni per molti irrealizzabili. Lo faremo con il senatore Marco Marin di Forza Italia, l'onorevole Michele Mognato di Liberi Uguali, Alvise Maniero del Movimento 5 Stelle, grande ritorno dell'ex sindaco di Mira, e poi in collegamento da Trieste per il PD Deborah Serracchiani nella prima parte della trasmissione, poi ci sarà sempre per il PD Andrea Ferrazzi e poi nella seconda parte della trasmissione dalle 21:45 sempre in collegamento da Trieste anche l'onorevole Massimiliano Federica della Lega Nord, quindi una serata tutta all'insegna della politica per capirci davvero tutto di questa tornata elettorale. Ed è tutto davvero da Treviso, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Alta pressione sempre presente sull'Italia, tempo stabile sul Triveneto, ma dobbiamo aspettarci un'altra giornata piuttosto nebbiosa. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto, come detto, alta pressione e dunque tempo stabile, ma anche frequenti riduzioni della visibilità, con nebbie solo in parziale sollevamento col passare delle ore. Più spazi soleggiati possibili sul Bellunese. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori minimi tra 1 e 5 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui foschie, nebbie e nubi basse sulle pianure centro-meridionali, spesso persistenti per tutto l'arco della giornata. Qualche spazio soleggiato in più sui monti. Le temperature massime si attesteranno sui 7 gradi, valori minimi compresi tra 4 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo qui, sarà una bella giornata di sole, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Qualche addensamento solamente sui settori di confine. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, minime tra -1 e 0 gradi. Il mare sarà generalmente calmo, i venti invece saranno deboli, nord-occidentali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica,